Cari amici della Tenda TV, ben ritrovati, riparte con oggi Pronto Farmacia, questa iniziativa realizzata in collaborazione con la Tenda TV e le farmacie comunali Vittorio Veneto, quindi Vittorio Veneto Servizi, una trasmissione realizzata per parlare della salute e del benessere. In questo momento abbiamo l'occasione proprio per parlare di salute e di benessere legato al mondo dell'alimentazione. Con noi abbiamo ospite la dottoressa Eva Daros, dietista, che ci condurrà in un viaggio proprio legato all'alimentazione. Ciao Eva, oggi cominciamo questo percorso, visto che siamo quasi sotto Natale, cogliamo anche l'occasione per salutare e augurare a tutti gli amici della Tenda TV gli auguri di vivere delle buone feste, visto che siamo nel periodo delle festività, a parte l'aspetto religioso importantissimo, questi giorni sono caratterizzati soprattutto da momenti goderecci, quindi si sta in famiglia, quindi qui ci scappano di solito le famose abbuffate, poi c'è il pentimento del giorno dopo, quindi restrizioni alimentari che chiaramente il troppo da una parte e il troppo dall'altra non fanno mai bene. Un consiglio che possiamo dare agli amici della Tenda TV proprio legato a come affrontare le festività. Sono un momento in cui c'è anche più tempo per stare a tavola, per stare insieme, e dobbiamo approfittare di questo momento dell'anno per condividere del tempo con amici e parenti, e sicuramente questo avverrà per molte occasioni anche a tavola. Un'indicazione così generale potremmo darla guardando i giorni sul calendario, quindi dire i giorni rossi sul calendario sono quelli in cui è lecito concedersi qualcosa in più, qualche ricetta più sfiziosa, il dolcetto del Natale. I giorni feriali segnati in nero sul calendario, riprendere delle buone regole di sana alimentazione. Durante le feste può arrivare la cesta dell'azienda, possono regalarvi panettoni, ecco, magari potremmo provare ad usarli solo a colazione invece che abusarne fuori pasto o dopo cena. Se li comprate voi, il mio consiglio è non prendere tanti panettoni X industriali, ma magari un buon panettone artigianale di panificio o di pasticceria. Quindi lavorare sulla qualità dei prodotti, lavorare sicuramente sulla festa, sulla concedersi anche i sapori e i gusti della tradizione, ritornando a delle regole di sana alimentazione nei giorni feriali. Se noi riusciamo ad avere questo approccio non avremo i chili di più post feste, perché un approccio di questo tipo permette di godere del gusto della buona tavola, ma anche di non appesantirsi. Quindi trovare una linea guida che ci permetta di concederci qualcosa senza poi pagarne pegno. Ecco, quindi possiamo mangiare tranquillamente, chiaramente magari concentriamo questi momenti senza eccedere durante, perché sennò va a finire che si fa Natale dal 25 fino al 31 e oltre. Ecco, e poi capita, come dicevo prima Eva, che ci siano poi la fase del pentimento, delle restrizioni. Chiaramente anche quello non è sicuramente un buon modo per cercare di recuperare la forma fisica, giusto? C'è sempre l'idea della dieta come qualcosa di restrittivo, di punitivo, qualcosa che vada fatto per un certo periodo in maniera aggressiva per perdere peso. Questo però ha sempre una connotazione negativa, anche a livello psicologico il vissuto è negativo. Noi dobbiamo pensare alla dieta come ad un sistema di alimentazione che sia mantenibile per tutto l'anno. È vero, non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale, quindi il grosso del lavoro si fa nel resto dell'anno, quindi concediamoci di più. Questo ci permette di non dover poi adottare strategie restrittive o particolarmente punitive nella fase successiva. Ci sono persone che decidono di mettersi a dieta dopo le feste. In realtà iniziare a mangiare già prima, in maniera corretta e durante le feste, significa non doversi trovare dopo le feste a correggere gli errori, quindi a bilanciare sia un discorso di piacere, di convivialità, con anche una salute. Le diete restrittive sicuramente hanno in sé una anche connotazione fisica negativa, perché possono portare a perdere peso rapidamente, non per forza a carico della massa grassa esclusivamente, quindi anche ad un deperimento della massa magra, che si traduce in un rallentamento metabolico ed un più facile ingrassamento, quindi sono generalmente sconsigliate, a parte casi di patologie di un certo tipo.
Sì, quindi praticamente non pensiate di fare la dieta drastica, perché poi quello che perdete velocemente facilmente lo recupererete. Ecco, uno di solito che si sentono anche sui media spesso e volentieri, Eva, dei consigli che viene dato è: fate movimento. E quindi cogliamo anche l'occasione, che quindi va sempre bene, cioè dopo una sana mangiata magari il giorno di Natale, adesso mi viene anche proprio l'aggancio giusto per farsi una buona passeggiata. È giusto, il 26 di dicembre c'è una bellissima iniziativa che ha un carattere benefico, perché quanto viene raccolto viene destinato agli amici del piccolo rifugio, che è la Little Run, che si svolge giusto il 26 di dicembre. E tu ne sai qualcosa, perché vedo che frequenti in modo assiduo questi eventi, anche perché l'esempio si fa anche facendolo lo sport, giusto Eva? Cerca di dare l'esempio, quindi sia a tavola che poi anche con l'attività fisica. Questo evento è stato creato già l'anno scorso, prevede un doppio percorso, un 6 km pianeggianti, dove anche famiglie con passeggini possono aderire a questa passeggiata, e un 15 km, quindi un po' più collinari. È tutto interamente devoluto in beneficenza. Sicuramente è un bel modo per smaltire i panettoni del giorno prima, quindi il 26 è un momento per stare insieme, per fare del sano movimento, e la partenza è alle 9:30 dal Marco Polo. Quindi abbiamo un'occasione in più per farsi del bene e fare del bene agli altri con questa Little Run, che da questo punto di vista colgo anche l'occasione da Pronto Farmacia di fare un in bocca al lupo agli organizzatori, che sono la Scuola di Maratona e Mamme di Corsa, che organizzano questo evento. Quindi invito tutti a partecipare, perché fa bene a voi e fa del bene agli altri. Con questo noi naturalmente chiudiamo questa prima puntata, facendo ancora naturalmente gli auguri a tutti i nostri telespettatori, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Pronto Farmacia. Ricordiamo, iniziativa realizzata grazie alla Tenda TV, al contributo della Vittorio Veneto Servizi, che è la società che gestisce le farmacie comunali di Vittorio Veneto. È una trasmissione dedicata al benessere, quindi parleremo anche nelle prossime puntate di benessere, di attività fisica e naturalmente di alimentazione con Eva Da Rossa.